Nel 1539 a Spaccanapoli, a via San Biagio dei Librai 114, un gruppo di nobiluni partenopei fondò il primo monte di credito su Pegni, il primo monte di pietà, che poi divenne successivamente il Banco di Napoli, un'istituzione finanziaria che nacque per dare un aiuto concreto, un piccolo sostegno alle famiglie in povertà, ai poveri. In che modo? Consentendo loro di impegnare le povere cose che avevano, per evitare che gli stessi finissero magari nelle maglie dell'usura. Questa istituzione divenne poi il Banco di Napoli. Cosa si impegnava lì al Monte di Credito su Pegni? Ovviamente cose che avessero un valore concreto, perché già valeva allora il principio che chiacchiere e tabacchere lignam o banche Napoli non ne impegna. Che cosa si portava in pegno al Banco di Napoli quindi? Si portavano due gruppi di oggetti, da un lato i cosiddetti preziosi, quindi soprattutto oro e gioielli, e dall'altro che cosa? La sezione pannine. Le pannine era in pratica la biancheria usata, a tovaglie delle fiandre, le lenzuola, le federe, 6 mutande usate, insomma, o con le pellicce, tutto ciò che poteva essere apprezzabile e impegnabile al Banco di Napoli veniva portato qui a fare nonna in due banchi Napoli. La sezione pannine del Banco di Napoli era qui a via Settembrini. L'edificio che è alle mie spalle, 5 piani fuori terra e 2 piani sottoterra, era stipato all'inverosimile di stracci, di mappine, di mappate, insomma di cose che potevano essere impegnate al Banco di Napoli. Ovviamente c'erano anche i concessionari locali, ma la scena che si ripeteva qui quotidianamente era più o meno una scena di questo tipo. La mappata, cioè l'involucro di panni, veniva portata qui e doveva essere valutata da un estimatore tessile. A proposito, il termine mappata e mappina ovviamente sono termini latini, noi parliamo latino, parliamo sempre latino, vengono dal latino mappa, mappam, che secondo Quintiliano era il panno, pensate un po', che i convitati ad un banchetto portavano con sé per astuiar sumus durante il banchetto, e poi quello che rimaneva si metteva in questo panno e quindi la mappina diventava la mappata. Nulla veniva rimandato indietro, lo scopo era quello umanitario, quello di dare un piccolo sostegno concreto per mettere un piatto a tavola. Certo c'era anche in qualche modo il pegno, in qualche modo di vizio, c'era chi veniva il venerdì perché doveva giocarsi i numeri al bancolotto, la schedina o comprare il biglietto per la partita del Napoli, ma soprattutto era un pegno di necessità. La biancheria usata veniva quindi valutata e qui succedeva il primo appiccico, perché la persona indicata era l'estimatore tessile, una figura tipica del Banco di Napoli. Ho avuto la fortuna di conoscere Roberto De Angelis, che fu l'ultimo estimatore tessile di questo luogo. Qui c'era il primo appiccico, perché ovviamente l'estimatore diceva: signor, sta coperta vale 1000 lire. Giuvinò, ma che diciti? Io l'ho pagata 5.000. Sì, l'equivoco era evidente, perché molto spesso queste persone compravano con un altro credito, compravano dai rammarielli e quindi ovviamente pagavano un prezzo molto più alto, perché era comprensivo degli interessi che venivano riscossi settimanalmente. Una volta fatta la valutazione veniva compilata la cartella e alla persona andava il 50% del valore. Aveva un anno intero per spignare l'oggetto, pagando un interesse veramente simbolico, quasi inesistente, del 2%. Se non riusciva a spignarlo in un anno poteva riconfermare, rinnovare il pegno per un altro anno. Se nemmeno al secondo anno riusciva a spignarlo, l'oggetto andava all'asta e qui ovviamente si apriva tutto un mondo delle aste che avvenivano esattamente qui in questo luogo. Oggi il palazzo, che fino al 1982 e per 5 secoli è stato stipato di oggetti, di pannine, di biancheria usata, poi diventò il provveditorato degli studi e poi è diventato il MADRE, il Museo di Arte Contemporanea più bello della città. La sezione pannine del Banco di Napoli chiude definitivamente nel 1982 e ci vorranno quasi 2 o 3 anni per svuotare l'edificio, per rintracciare tutti i debitori e restituire gli oggetti che erano stati impegnati. Finisce definitivamente tutto questo mondo di pannine, di aste, di cartelle, di pegno, di spegno, di concessionari locali. Finisce interamente un mondo in cui il sostegno alla povertà era data con un piccolo pegno quotidiano. Beh, dal 1982 il Banco di Napoli non solo non impegna chiacchiere e tabacchere lignam, ma nemmeno più la biancheria usata.